36.800 persone nella nostra regione risultano affette da malattia di Parkinson, il 52,6% donne e la maggior parte, il 78,3%, con un'età superiore ai 65 anni. La malattia tuttavia è diffusa anche tra gli adulti di età compresa tra i 45 e i 64 anni, il 17,3%, e si associa di frequente ad altre patologie croniche che sono comprese in più del 70% dei casi. Questo, secondo i dati del rapporto epidemiologico sulle malattie croniche in Veneto del 2019. Una delle cose che vogliamo studiare attraverso queste partnership, attraverso la costruzione di questi rapporti di collaborazione e di fiducia, è mettere in piedi un osservatorio che ci faccia capire dove sta andando questa malattia. Oggi, giornata mondiale del Parkinson. Qui a Treviso insomma c'è l'evento nazionale proprio perché il Veneto ha saputo nel corso di questi anni costruire un percorso che è partito con le associazioni, col mondo del terzo settore, sicuramente con l'integrazione sociosanitaria tra ospedale e il territorio. Occasione importante perché è stato firmato il manifesto europeo del Parkinson che mira a far luce su ciò che è importante per le persone che vivono con questa malattia e garantire che le loro voci siano ascoltate. Molteplici gli obiettivi. Gli obiettivi di creare sostanzialmente una rete, fare il percorso diagnostico-terapeutico, la ricerca, che è un'altra cosa importante per riuscire a prevenire la malattia, e poi ecco, la formazione da parte dei caregiver, cioè di chi cura le persone, ma anche da parte di medici di famiglia, che saranno i primi che dovranno individuare e prevenire ovviamente questa malattia. Una malattia che fa paura. Pazienti e famiglie troppo spesso sono lasciati a se stessi. Anche i medici, ma soprattutto i medici di medicina generale, hanno poche risposte da dare perché i centri di eccellenza ne abbiamo parecchi nel Veneto, ma l'acuzie è un problema, l'inquadramento della patologia è un'altra cosa che si fa abbastanza facilmente e con cure di alto livello, e la gestione quotidiana che invece diventa difficoltosa. Di strada da fare ce n'è ancora molta, bisogna buttare il cuore, ha detto Mario Zappia, presidente Fondazione Limpe, oltre l'ostacolo e ogni giorno raggiungere un obiettivo nuovo. Questa mattina c'è stata anche l'inaugurazione della mostra fotografica parlante Non chiamatemi morbo, con le voci di Claudio Bisi e Lella Costa.